Nell'ultimo anno quanti cinghiali sono stati abbattuti anche per contenere la peste suina a Pederobba? Allora, per quanto riguarda il comprensorio alpino di Pederobba, dal 1° gennaio ad oggi abbiamo prelevato 100 cinghiali da punto georeferenziato autorizzato. Poi ci sono i cinghiali che ha prelevato la vigilanza, del quale non conosciamo i numeri, possiamo fare solo delle ipotesi, e quelli dei chiusini. Quindi diciamo che al momento siamo intorno ai 150-170 cinghiali prelevati, con una proiezione verso fine anno di 200 cinghiali. Per quanto riguarda la peste suina, si è parlato del nord-ovest dell'Italia, Lombardia, Piemonte, Roma. Se dovesse arrivare nel nostro territorio, qual è la situazione? Allora, nel nostro territorio diventerebbe problematica perché oltre ai grossi allevamenti qui nel Veneto abbiamo anche i piccoli allevamenti, quindi la cosa è ancora più, diciamo, complessa rispetto alle zone tipiche della produzione del prosciutto, voglio dire, no? E quindi bisogna sicuramente che il commissario per la peste suina attivi quelle procedure che ha già individuato, quelle di mettere delle barriere sulle autostrade, sulle superstrade, di implementare le biosicurezze, perché sennò è veramente un grosso problema.